A Porto Maurizio, tra le dolci colline e il profumo del mare, nacque un bambino che sarebbe diventato un faro di luce per tanti. I suoi genitori, umili e pieni di fede, lo crebbero con amore, insegnandogli la bellezza del Vangelo. Questo bambino, che si chiamava Leonardo, aveva occhi brillanti e un cuore sempre pronto ad aiutare. Fin da piccolo, Leonardo mostrò una grande intelligenza. Uno zio, che viveva a Roma, lo volle con sé per farlo studiare meglio. Nella grande città, Leonardo frequentò le scuole e presto divenne un esempio per i suoi compagni. Non solo imparava velocemente, ma era anche buono e generoso con tutti. Più il tempo passava, più sentiva nel cuore un desiderio profondo: dedicare la vita a Dio. Quando raccontò al suo zio questo sogno, ricevette solo rabbia e dure parole. Fu cacciato di casa, ma il suo cuore non si spezzò, anzi, trovò forza nella preghiera. E così, dopo tante difficoltà, riuscì a entrare in un convento di frati. Qui, in mezzo alla pace e alla preghiera, il giovane Leonardo divenne un uomo di fede. Quando vestì l'abito francescano e disse il suo sì a Dio, una luce speciale sembrò brillare nel suo sguardo. Da sacerdote, Leonardo dedicò ogni giorno a parlare di speranza e amore. Andava di paese in paese, attraversava montagne, foreste e città per portare la parola di Dio a chiunque volesse ascoltarlo. Parlava del perdono e della misericordia con una forza che toccava i cuori più duri. Molte persone, ascoltandolo, trovavano il coraggio di cambiare vita. Ma Leonardo non era solo un predicatore. Ogni giorno si alzava presto per pregare. Camminava scalzo, sopportava il freddo, offriva i suoi sacrifici per il bene delle anime. Non cercava mai comodità o ricchezze. Il suo tesoro era nel vedere le persone tornare alla pace con Dio. Tra le sue prediche, un tema stava particolarmente a cuore: la Via Crucis. Con amore e devozione insegnò a tanti questa pratica, aiutandoli a meditare sulla passione di Cristo. Ne costruì centinaia, trasformando ogni luogo in un cammino di preghiera. Un giorno, mentre era tra le montagne, la sua salute fragile iniziò a peggiorare. Il Papa lo chiamò a Roma e, anche se era molto debole, obbedì senza esitazione. Arrivò nella città eterna, ma era ormai al termine del suo viaggio terreno. Con un sorriso di pace e una preghiera sulle labbra, chiuse gli occhi per sempre. La sua vita non fu dimenticata. Le sue parole e il suo esempio rimasero nei cuori di chi lo aveva conosciuto. Era stato un messaggero d'amore, un amico per i poveri e un padre spirituale per tanti. Ancora oggi, il suo ricordo ispira chiunque desideri vivere con cuore puro e anima ardente. Leonardo, il frate che parlava di Dio come si parla di un amico, è una testimonianza di quanto amore può contenere una vita dedicata a servire gli altri. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.